È ripartita dalla Valpolicella la tabella di marcia dell'associazione Galbaldo Lessinia, che dall'inizio della settimana scorsa è impegnata in una serie di 5 incontri sul territorio per presentare il nuovo programma di sviluppo locale Futura e i primi bandi a disposizione dei potenziali beneficiari, sia soggetti pubblici che privati. Il terzo incontro si è svolto martedì 2 luglio nella sala consigliare del comune di Fumane, gremita di persone per l'occasione. Arriviamo in Valpolicella e ci fa piacere arrivare anche in queste terre dove qualche anno fa finanziamo il cicloturismo a Valpolicella con gli 8 comuni, quindi ci rendiamo conto che la ricaduta è stata importante in questi anni, perché con tutte queste presenze vuol dire che siamo riusciti a coinvolgere molte persone, le amministrazioni erano quasi tutte presenti, ci fa piacere perché questo ci permetterà anche di sviluppare Futura in modo sostenibile ed efficace anche per i prossimi anni. Quindi una serata importante, una serata di condivisione di tante idee e soprattutto una serata che ci fa ripartire e ci mette a disposizione del territorio. GAL si occupa di mettersi a disposizione del territorio per creare sinergie, possibilità di ricadute importanti, sostenibilità, cose efficaci che servono realmente alle economie locali. Pochi denari ma spesi bene. 2 bandi sono stati pubblicati il 21 giugno, hanno scadenza a metà ottobre. Sono destinatari le imprese agricole e tutta una serie di soggetti legati al mondo agricolo e all'imprenditoria agricola. SRD 01 e SRD 13 Azione 1 Investimenti. Mentre per quanto riguarda i bandi che prevediamo di pubblicare entro la fine di questa settimana, venerdì 5 luglio, ISL 02 avvio di nuove imprese, un intervento nuovo per la nostra programmazione, un premio forfettario di 12.000 euro per chi avvia una nuova impresa all'interno di uno di quei settori del servizio, del commercio e dell'artigianato che sono naturalmente funzionali alla realizzazione di quella che è la nostra strategia, la strategia del Galbaldo Lessinia. Un altro bando importante, ISL 04, gli investimenti per quanto riguarda l'attivazione di servizi di cui sono beneficiari gli enti pubblici, servizi sociali, servizi per la creazione di reti di prossimità, servizi ricreativi e culturali, servizi alla persona. Quindi un pacchetto di interventi e di azioni articolato. Vice Sindaco, questa sera sala piena in sala consigliare per l'evento del GAL. Fumane ha risposto alla chiamata dell'associazione. Ha risposto alla chiamata giustamente perché il GAL veniva a proporre delle soluzioni, dei contributi che vengono a migliorare, anche se a piccole gocce, vengono a migliorare il territorio. Quindi è giusto che il territorio risponda sia per la parte privata sia per la parte amministrativa, cioè per l'istituzionale.